Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video che manca da parecchio perché tra il lavoro e cose varie non sto calcolando più di tanto YouTube, mi dispiace, però faccio concretamente fatica a trovare il tempo, però adesso ce l'ho. E tra l'altro questo video uscirà oggi pomeriggio di lunedì. Vi ricordo che stasera sarò in live su Twitch ore 21, 21 e un quarto. Trovate il link qua sotto in descrizione per andare a seguirmi anche su Twitch. Sarò in live dove parleremo appunto di tutta questa situazione del Cagliari e anche l'argomento che affronterò adesso, visto che con la pausa delle nazionali non è che ce ne sono tanti di argomenti. La National League la ritengo molto poco interessante. Non so nemmeno che titolo avrò dato a questo video perché non ne ho idea. Probabilmente tipo "e ora?" col punto interrogativo. Perché è la domanda che mi viene più spontanea da fare. Ora che si fa? Nel senso che fosse una stagione orribile, io l'avevo cominciato a preventivare quando si è saputo che Rog si era rotto nuovamente il crociato, dal calciomercato fatto in estate. L'acquisto di Keita lo ritengo assolutamente sufficiente, ma non può valere per una squadra intera. Un giocatore non fa una squadra. È ottimo il fatto che sia rimasto Nandez, ma parliamoci chiaro, per quello che è la società, il fatto che lui sia rimasto è un favore che ci sta facendo lui, secondo me, proprio nella maniera più letterale. È vero che è il Cagliari, ovvero è vero che sostanzialmente sono i giocatori che devono rimanere con le squadre, quindi cioè, è complicato. Io lo vedo veramente come Nandez che fa un favore al Cagliari perché è riconoscente, secondo me, veramente al Cagliari. Tralasciate tutta quella storia che è successa quest'estate con il Mallorca, lasciate perdere quella. Nandez sta concretamente facendo un favore al Cagliari, rimanendo almeno, secondo me, fino a gennaio. Sta facendo un enorme favore. Però così non vai tanto lontano. Molti mi hanno chiesto il video su Cagliari Venezia. Non l'ho fatto perché non l'ho vista la partita. E ho fatto bene. Ho visto il primo tempo male, tra l'altro. Ho visto il primo tempo male perché non la stavo guardando e non la stavo guardando. Ho visto giusto il gol di Keita e poi il secondo tempo non l'ho minimamente visto. Ed è meglio così. Meglio così. Me l'ha raccontata qualcuno. Non credo di essermi perso niente. Non posso commentare una partita che non ho visto. Però posso commentare la situazione che ha portato questa partita. Un Cagliari che, tolta la partita con la Lazio, non è una squadra. Non sa gestire il risultato. Il cambio mister apparentemente ancora una volta non ha portato i suoi frutti perché tutti i sacrosanti errori che succedono a prescindere dal mister. A prescindere. Possa essere Zeman, possa essere Zola, possa essere Mazzarri, possa essere Di Francesco, possa essere Zenga, possa essere Lopez, possa essere Rastelli, chiunque, Maran, chiunque, si ripetono sempre gli stessi errori, costantemente. E allora il problema non è l'allenatore. Non è l'allenatore, semplici anche. Il problema non è semplici. Questo dimostra e palesa ancora di più come il problema sia ancora più in alto dell'allenatore. È chiaro che poi l'allenatore e la squadra possono influire nel bene o nel male su questo aspetto, ma il problema non è dell'allenatore e non è solo della squadra. Noi stiamo vivendo una situazione che ha veramente del paradossale, perché un'assicurazione, una ditta assicurativa sponsorizza lo stadio di una squadra che palesemente faticherà tantissimo per mantenere la categoria, se non addirittura destinata a retrocessione certa.
perché se tu pareggi con il Venezia in casa, o meglio ti fai rimontare dal Venezia in casa, Venezia che io ritengo una squadra con dei buoni singoli, ma non è una squadra perché hanno comprato tutti all'ultimo, è una cozzaia di giocatori messi lì. Se tu pareggi queste partite, tu in Serie A non hai voglia di rimanerci e non ci rimani. Molti mi diranno della Cucurra, molti diranno che non sono un vero tifoso. Pensate quello che vi pare. Io credo che un anno in Serie B possa fare bene, come ha fatto bene il primo anno di Giulini, ma principalmente perché ce lo meritiamo sportivamente parlando. È chiaro, siamo solo all'8ª giornata. Però se questo è il fil rouge che farà la stagione del Cagliari, se questo è il Cagliari che dovrà giocare per quest'anno in Serie A, no, non ci siamo, NCS, ma nemmeno proprio lontanamente. È tutto altamente disastroso ed è tutto così assurdo perché per una squadra che fa fatica con una squadra che in Serie A non gioca da 20 anni, noi ci ritroviamo ad avere lo stadio sponsorizzato da un'assicurazione, stadio temporaneo perché per il Cagliari in Europa, perché il Cagliari doveva andare in Europa l'anno del centenario, avremmo già avuto lo stadio di proprietà, però questo non gliene faccio una colpa intera a Giulini, ok? Non è tutta colpa sua. Però noi ci troviamo ad avere una squadra che lotta per rimanere in Serie A con uno stadio sponsorizzato da un'assicurazione e uno stadio in costruzione da 3 anni, 2-3 anni, che non si sa quando verrà costruito, per avere uno stadio di proprietà. Questi sono gli investimenti che fa il Cagliari. Ma uno stadio di proprietà, se ci giochi in Serie B, cosa ti cambia? Non mi pare che il Frosinone, quando si è trasferito dal Matusa allo Stirpe, abbia fatto questo salto in avanti. È l'unica squadra in Serie B che ha lo stadio di proprietà, che l'ha cambiato, ma non è cambiato nulla. E comunque il Frosinone ha una presidenza ben consolidata alle spalle. Io ho dei dubbi, dei seri dubbi, perché un progetto non c'è, ed è palese perché gli allenatori cambiano costantemente e cambiano costantemente i direttori sportivi. Cosa fa capire questo? Fa capire che è una cosa sola, cioè il comandante è uno, sappiamo tutti chi è, il problema è che vuole comandare soltanto lui, ma non è così che fa un presidente, non è così che si fa il presidente. È vero, il presidente deve avere cura del proprio club, io sono sicuro che Giulini in questo perlomeno abbia l'intenzione di provarci o ci prova, magari fallendo, palesemente fallendo, però almeno ci prova. Il problema è che non può fare tutto lui e non deve fare tutto lui. Bisogna saper delegare, cosa che non è mai stata fatta, e se è stata fatta male. La situazione qui è molto molto grave. Io non lo so cosa ne pensate voi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, però vi ricordo che vi aspetto stasera, ore 21, 21:30, anzi 21 e un quarto, 21, 21 e un quarto, su Twitch per parlare meglio di questo discorso e per immaginare come il Cagliari andrà a giocare la prossima partita contro la Samp, che è una squadra, secondo me, molto ostica da affrontare, perché con D'Aversa può fare bene, una squadra molto quadrata, staremo a vedere. Vi aspetto su Twitch, vi mando un bacione e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!